Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina parliamo di viaggi all'interno del Veneto, ma viaggi anche in Italia, viaggi anche nel mondo, e lo facciamo con due giovanissimi che rappresentano un po' il modo attuale e contemporaneo di raccontare i luoghi, perché qui con me ho due content creators, non so se questa è la dicitura precisa. Do il buongiorno e il benvenuti ad Alessia Scarilli e a Daniele Passarotti. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, Grazie, buongiorno. Content creators? Il termine è perfetto perché a volte si viene definiti influencer, però è un termine che non ci piace tanto e ad altri nostri colleghi, diciamo, altrettanto non piace, perché influencer sta per qualcuno che vuole influenzare in qualche maniera. Invece quello che a noi piace fare è visitare i posti, immortalarli con delle immagini oppure con dei video a seconda della nostra sensibilità, raccontandoli come a noi ci colpiscono, che cosa ci trasmettono, e poi raccontiamo questa cosa e la condividiamo tramite i nostri social e quindi le persone che ci seguono. Poi se vogliono si faranno influenzare da noi, però non è il nostro intento. Quindi content creator è il termine proprio perfetto. 2 pagine? 2 pagine, Dale un bel... L'emozione. E sì che non sei nuovo alle telecamere, perché insomma chi non li avesse riconosciuti, Daniele e Alessia sono anche i nostri cicloturisti che sono stati protagonisti della serie di puntate di Biciclando. Loro in bicicletta vi hanno raccontato alcune delle principali ciclovie del Veneto, e con la bella stagione probabilmente riprendiamo, no, a correre in bicicletta. Noi siamo su e giù pronti per a il ripartire e a Veneto. farlo conoscere tramite le nostre 2 pagine che sono quali? Dove andare in Veneto e Dale un Travel. Come avete iniziato? Per gioco, come tanti vostri coetanei? Come questo, chiamiamolo gioco, forse anche modo di raccontare i vostri viaggi personali, poi alla fine è diventato non dico un lavoro, ma comunque un'attività vera e propria. Quello che facciamo lo facciamo per passione, quello che ci piace fare è viaggiare, e quindi un giorno ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma perché non tenerci tutto per noi, quello che visitiamo e quello che vediamo, perché ci sono tante persone che magari non possono viaggiare o non hanno la possibilità. E quindi è partito così un po' per caso ed è nata la prima pagina Dale un Travel, che raccontava e raccoglieva un po' le foto scattate durante i nostri viaggi. Il nostro primo viaggio importante è stato negli Stati Uniti, dopo la laurea di Alessia, che abbiamo fatto proprio un coast to coast negli Stati Uniti, e da lì abbiamo detto, beh, forse vale la pena condividerlo con altre persone. Mentre la seconda pagina è nata un po' dalla passione per la nostra regione, perché alla fine ci rendiamo conto che molto spesso andiamo all'estero, andiamo fuori Italia, però abbiamo tantissime bellissime cose anche qui nel Veneto, dai canyon alla montagna, ai laghi, e quindi abbiamo voluto iniziare a raccontare anche questo. Tante informazioni. Tu prima dicevi, Alessia, noi non vogliamo influenzare, quindi non è che dobbiamo imporre un mood, ma vogliamo appunto far conoscere i luoghi, no? Come dei diari di viaggio, utilizzando la pagina dei social. Ma tu mettete anche molte informazioni. Sì, perché ci piace pensare a quali sono le nostre domande quando vogliamo scoprire, quando vogliamo, non so, un weekend andare a fare un giro fuori porta. Allora, che cosa mi piacerebbe sapere? Mi piacerebbe sapere come arrivare in un posto, come mi devo comportare, quanto tempo ci vuole magari per visitare questo posto, e quindi cerco di rispondere alle mie domande rispondendone per gli altri, perché alla fine, quando abbiamo capito che dietro al social comunque c'è tutto un meccanismo che ci è piaciuto, insomma, approfondire e sfruttare anche da un certo punto di vista, e abbiamo capito che noi comunque siamo lì per dare una risposta, dare comunque un servizio alle persone, e quindi così li aiutiamo anche loro a poter visitare luoghi, saper come fare, come muoversi. Diciamo che Diamo anche dei consigli su cosa fare e cosa non fare, perché molto spesso Sì. magari qualcuno parte, va in montagna
in scarpe da ginnastica e non si rende conto che è necessario andare con gli scarponi, dotarsi insomma delle attrezzature anche corrette, quindi anche le informazioni che diamo sono proprio date sotto questo aspetto. Prima Alessia sottolineava una cosa che è molto interessante, è un po' la domanda che si fanno tutti. Abbiamo capito quali sono i meccanismi che presiedono i social, che stanno dietro i social, anche come utilizzarli e giustamente anche come sfruttarli, perché non si può negare che può diventare anche un lavoro, perché dietro all'acquisizione di tot followers o meno ci sono anche dei contratti di sponsorizzazione. Che cosa c'è dietro, dietro tutto questo, dietro quelle pagine che noi magari sfogliamo come se sfogliassimo una guida turistica, una video guida turistica? Diciamo che c'è tanto lavoro, perché tante persone credono che avere un social e presentare magari quello che fai e rappresentarlo alle altre persone sia semplice. In realtà non è assolutamente facile, perché si tratta di registrare anche in ogni volta in cui sei in un luogo, devi andare a riprendere, e poi c'è tutta la fase di post-produzione. Un po' come su una programmazione televisiva, sì, c'è la fase di registrazione, però poi c'è tutto quanto il lavoro dei montatori, dei regista, e in questo caso non abbiamo uno staff, ma siamo noi due che dobbiamo fare tutto, quindi sì, è bellissimo, però porta anche molto lavoro. Mi viene spontaneo chiedervi, no? Perché tu citavi la produzione televisiva, insomma noi siamo gli antesignani alla fine, insomma con molta poca finta modestia, in qualche modo insomma fare i video noi è la nostra professione, che poi vengono probabilmente trasferiti nei social, ma le tracce sono immediate, sono spontanee. Quante volte ripetete una situazione e poi come avviene il montaggio? Allora, diciamo che prima ancora di andare in un posto, comunque già io cerco di farmi un'idea su un qualche tipo di ripresa che mi piacerebbe che venisse fatta. Poi quando siamo lì, lui è molto bravo a organizzare i tempi, come muoversi, come non muoversi, quindi creiamo un po' di video. Diciamo che quelli dove non parliamo di solito vengono al primo colpo. Quelli dove parliamo magari li rifacciamo una o due volte, ma tendenzialmente non troppe. La parte quella più complicata è quella della registrazione dei voice over, che sarebbero il parlato, diciamo, sopra i video che poi pubblichiamo come reels nella pagina. Lì di solito butto io giù il testo, glielo faccio leggere se gli piace, se no o magari mi fa delle piccole modifiche, però poi lo leggiamo alternati, solo che chiaramente essendo una cosa che ho scritto io, magari alcune cose a lui non vengono spontanee da pronunciare, e quindi... Sì, la dobbiamo ripetere un paio di volte. Allora un paio, vabbè, facciamo finta che sia un paio. Okay. Ma quanto è importante avere anche una componente di spontaneità, proprio per differenziarvi anche da quelli che possono essere prodotti, chiamiamoli professionali, video professionali, perché poi la forza di quello che si vede nei social è proprio la spontaneità, no? Il live, come si suole dire. Assolutamente, sì, quello che cerchiamo di fare è proprio essere più spontanei possibili, e dopo ci riusciamo a volte no, perché comunque un minimo di costruzione sotto ci deve essere, però quello che cerchiamo di fare è proprio essere spontanei. Non ci vedrete mai, spero, dire "Hi guys!" Yeah. Diciamo che a livello di social, secondo me, la parte più spontanea esce nelle storie, perché lì sono quelle che le puoi pubblicare anche così in maniera abbastanza leggera, e anche scherzare magari anche su quello che tu dici durante la registrazione della storia, poi la riguardi e dici "Madonna, ma che caspita ho detto?" Però alla fine risulta simpatico, quindi ma sì, lo pubblico, e magari è anche la parte che risulta più simpatica alla fine. Quali sono i social per questo tipo di contenuti che fate voi più idonei? Beh, sicuramente posso dire i nomi, perché sai che Amadeus ha avuto un po' di problemi con i nomi detti in televisione. Hai ragione. Vabbè, allora possiamo dire alcuni social sì, alcuni social no. Sì, direi che quelli del gruppo Meta sono quelli che si prestano di più sicuramente ai contenuti che noi pubblichiamo, mentre altri come YouTube sarebbero sicuramente in linea con la nostra tipologia di comunicazione, però richiedono tutto un altro tipo di elaborazione dei video, quindi non più in verticale ma in orizzontale, quindi sono un po' più complicati. Video, tipo insomma, video produzione televisiva, di cui voi avete avuto esperienza, no? Assolutamente, siamo anche sulla parte di YouTube grazie a Biciclando su 7 dintorni. Sentite,
prima facevo accenno, no, a quello che c'è dietro, che c'è proprio un meccanismo, i social e le pagine anche delle persone. Si parla tanto, no, della visualizzazione, vuol dire anche incassi, vuol dire contratti, vuol dire... Svelate un po' tutto questo mondo. Cioè, allora, se c'è questo mondo. Allora, se la visualizzazione fosse incasso sarebbe fantastico, purtroppo non è così, però chiaramente la visualizzazione vuol dire raggiungere più persone vuol dire che qualcuno può vederti e puoi piacergli e quindi ciao, dai, ma questo qua mi piace quello che dice, cosa dice, e quindi ci segue. Chiaramente avendo un seguito vuol dire avere una community, quindi delle persone che si fidano di te e seguono quello che fai, e da questo allora magari i brand piuttosto che le strutture ricettive o ristoranti si rivolgono a noi per pubblicizzare il loro brand o la loro struttura nel nostro profilo. Quindi, e allora lì magari arriva un lavoro che può essere un lavoro retribuito oppure no, dipende dai casi. Quindi potete diventare anche dei testimonial? Assolutamente sì, quello si può fare tranquillamente, però sicuramente visualizzazioni non vuol dire compensi, perché a volte sotto i nostri video abbiamo, soprattutto quando un video va virale, ovviamente come in tutte le cose, come in tutte le grandi produzioni televisive, c'è a chi piace e c'è chi no, e quindi c'è chi ti attacca. E uno dei commenti negativi che riceviamo più spesso è ma fate questi video per incassare, invece non è così. Magari. E il rapporto con gli haters? Perché è una problematica non indifferente, si diventano sempre più anche accaniti, che sinceramente basterebbe, come si fa con la televisione, cambiare canale e chiudere la pagina. Nelle vostre pagine che tipo di riscontri avete sotto questo profilo dei cosiddetti leoni da tastiera? Allora, diciamo che su Dalion Travel siamo abbastanza fortunati perché lì abbiamo sempre avuto pochi haters, pochi leoni da tastiera. Invece nel nuovo profilo, quello su Dove andare in Veneto, lì si fanno più sentire. Come mai? Mi siete dati una spiegazione? Perché diciamo che parlando specificatamente del Veneto anche il pubblico è molto più on focus, è molto più focalizzato solo su quell'argomento. Quindi molto spesso parlando anche magari di luoghi poco conosciuti, le persone temono che grazie al video il posto magari poco conosciuto diventi molto turistico e quindi si riempie di persone che sporcheranno, rovineranno il luogo. Ma in realtà quello che noi facciamo è dare dei consigli dove andare, però anche dando dei consigli su come non rovinarlo, ovviamente, perché se lo consigliamo è perché ci piace così com'è e come vorremmo che venisse mantenuto. Ma si tratta di osservazioni, di critiche, sempre in una dinamica di buona educazione, o ci sono anche soggetti che, appunto, il problema degli haters sono proprio coloro che scrivono non una sana critica, ma che in qualche modo sconfinano nell'offesa? Sì, diciamo che siamo proprio reduci di recente da una ondata di haters che si è accanita sotto un nostro video, e la cosa che un po' mi dispiace è che loro diano per scontato che le persone siano degli animali, che siano degli incivili, che vadano in giro a distruggere cose, ma fortunatamente non è così. Anche perché ritengo che i luoghi che frequentiate sono luoghi accessibili, non è che sono luoghi dove non si, oasi riservate due non si può valire. No, assolutamente, ci sono posti che magari sono poco conosciuti, però non sono segreti, chiaramente qualcuno prima di noi c'è stato, perché sennò noi non avremmo mai scoperto l'esistenza di questi posti. Diciamo che da una parte si possono anche capire i leoni da tastiera, perché ci sono molti di nostri, chiamiamoli così, colleghi, magari più famosi di noi, che quando vedono un luogo magari anche non accessibile, comunque ci vanno, fanno dei video, e a noi capita magari spesso che, soprattutto quando andiamo all'estero, che abbiamo visto su un social quel determinato luogo, arriviamo là e vediamo che c'è un cancello davanti. Diciamo, ma com'è possibile se una settimana fa c'era quest'altro content creator qui e ha fatto un video? Perché ha scavalcato il cancello e è andato a fare comunque il video. Noi sotto questo aspetto siamo molto, molto focalizzati e diciamo no, nel senso, se ci sono delle regole vanno rispettate, quindi ci piace dare il buon esempio, insomma, a tutti quanti i nostri seguaci. La differenza tra content creator e influencer in questo momento è anche particolare sottolinearla, visto insomma questi famosissimi influencer che
si stanno un po' sgonfiando, no? Un caso per tutti, la vicenda del Pandoro. Cioè, voi che siete un po' all'interno di questi meccanismi, che tipo di valutazione potete fare di questo mondo, no? Che poi è un mondo che offre anche tantissimi contenuti, come dicevate prima, anche a chi magari non può andare in un sito, offrite questi contenuti in maniera fresca, immediata, rapida e anche estremamente fruibile. Sì, è importante comunque sempre mantenere questa naturalezza che abbiamo alla fine e quello probabilmente è quello che ci dà anche la forza di crescere ed avere sempre più persone che seguono i nostri viaggi e quello che proponiamo. Non litigate mai? Sì, Madonna, tantissimo. tantissimo. Di solito gli argomenti di litigio sono relativi alla creazione dei contenuti e perché magari io sono un po' perfezionista, quindi facciamo il primo video, non mi comoda perché magari avevo la gamba un centimetro più in là, e ho detto no ma guarda che male che sta, devo tenerla un centimetro più in là, e lui si arrabbia. Non so perché, tra l'altro. Basta rifarlo, no? Con un po' di attenzione. Sì, però Sì. lui non è proprio una Persona paziente. Esatto, lui ha tanti pregi, ma la pazienza non è uno di questi. E invece allora, la parte creativa di contenuto, diciamo di sostanza, ci par di capire, senza niente togliere a te Daniele, Alessia, però comunque la forza che tu metti nelle pagine, qual è la tua caratteristica? Beh, la mia bellissima faccia, la mia presenza e poi dai diciamo che io... Questo lo davamo per scontato di entrambi. Certo. Diciamo che la mia forza è le public relation, quindi tutta quanta la parte poi che ci sta dietro anche la risposta dei messaggi, i Quindi contatti è con le persone. un'interazione continua la vostra? Assolutamente sì. Ed è questo proprio la forza dei social, perché poi le persone magari vedono che sei stato in un luogo, ti chiedono dei consigli su quali sono le modalità migliori magari di trasporto piuttosto che per arrivare, e quindi è proprio un outdesk, quindi tutto un dare a avere ed è molto bello. Quanto vi chiedono anche, perché viaggiare piace a tutti, è innegabile, però molti non possono, anche per un semplice, forse il motivo più banale, che viaggiare comunque costa, e quindi quanto vi chiedono anche in consigli per riuscire a fare un viaggio anche importante, perché voi fate viaggi anche importanti, contenendo la spesa? E spesso siamo noi per primi che diamo consigli su come risparmiare, quali trucchetti usiamo. E devo dire che di solito quella tipologia di contenuto ha anche un buon riscontro quando parliamo di prezzi, un po' perché incuriosisce sempre sapere, no? Perché quando uno vede una persona che viaggia tanto dice mamma mia, ma quanti Sono soldi miliardari. avranno, sono miliardari, sono figli di papà, cosa sono? In realtà no, cioè siamo due persone normalissime, abbiamo due normali lavori e durante le ferie, tra l'altro nei periodi peggiori, perché sono le canoniche ferie, quelle di agosto e di Natale, però in qualche modo riusciamo sempre a spuntare qualche buona offerta per i voli, e poi molti luoghi in realtà che sembrano così inaccessibili sono molto economici. Noi siamo abituati comunque a vivere in Italia, dove i prezzi della vita sono, non dico elevati, però comunque rispetto a una grandissima parte del mondo sono più alti. Quindi tante volte andiamo all'estero e dormiamo con 10 euro, mangiamo con 2 euro, e quindi alla fine sì, il costo del viaggio diventa davvero abbordabile, molto più di come L'ultimo sembra. vostro viaggio all'estero, se non sbaglio, l'India, un'esperienza che vi ha colpito? Tantissimo. Non ci aspettavamo così tanto, nel senso che avevamo visto tanti video. Io per primo ero molto spaventato dall'idea di andare in India, e anche perché quello che senti, insomma, non è che sia proprio positivissimo, però veramente ci ha stupito una volta che tu vai a superare la fase iniziale di shock, perché alla fine è uno dei paesi con più popolazione, uno dei più poveri al mondo, quindi comunque ci sono dei grossi contrasti tra chi sta bene e chi sta male. Però poi le persone, anche quelle che hanno meno, sono quelle che magari ti danno di più con un sorriso, con una parola, e quindi veramente l'India è uno di quei paesi che ti dà tanto. E tu, Alessia, ho visto dei video nella città blu, no? Che è molto, molto, molto accattivante, molto un'atmosfera anche un misto tra gioia e spiritualità, no? Io non sono mai stata in India, per cui non posso assolutamente dire nulla. Sì, cioè davvero è molto difficile spiegarlo a parole, perché io so che quando sono atterrata in India ho sentito come se avessi passato una sorta di muro, attraversato questo muro,
E da lì tutte le certezze che avevo sono cambiate, perché tante volte, non so, a me affascina molto anche vedere le altre popolazioni e temevo un po' di risultare strana agli occhi delle donne indiane, perché vedevo che magari mi guardavano così. Una volta, il primo giorno, ho ricambiato lo sguardo e questa donna mi ha fatto un sorriso così, con questi denti bianchissimi, e lì io mi sono innamorata di questo luogo. Veramente ho ancora i brividi a pensarci. E dal punto di vista della spiritualità, chiaramente la religione loro è diversa da quella nostra e si sentono le differenze, però devo dire che non c'è una barriera da questo punto di vista. Loro sono abbastanza aperti e anche ci sono alcune cerimonie a cui è possibile partecipare. Per esempio, sono molto inclusivi. Sì, per esempio siamo andati a Varanasi, che è una delle più famose città sacre dell'India, e lì al tramonto abbiamo assistito alla cerimonia della venerazione del fiume Gange ed è stata una delle esperienze, penso, più belle che abbiamo vissuto nei viaggi. Era qualcosa davvero... è da provare, da provare. Pronti a ritornare eventualmente? Sì, sicuramente la India va presa a piccole dosi, nel senso che comunque è Metti un po' le mani impegnativo. avanti. Una volta ogni tanto, No, adesso nel senso- facciamo passare qualche altro annetto, poi ci ripensiamo. Qualche problema di stomaco o li di avete- inquinamento ci sono, diciamo. Quindi quello bisogna metterlo in conto. Bisogna metterla in conto, ma come tutti i posti in Sì, cui si no. va alla fin Ogni fine. volta che usciamo cioè una volta che si esce dall'Italia bisogna mettere in preventivo che il problema di stomaco è lì. Quello dell'inquinamento è un po' più tipico dell'India, purtroppo. Indubbiamente. Quali altre mete avete in programma? Estere. Per ora abbiamo ancora da programmare, però ci stiamo un attimo lavorando, anche perché l'estate bussa alla porta, Sì, non quindi è tan dobbiamo lontanissima, pensarci. proprio per fare tutte, no, quelle pianificazioni che rendono sì. un viaggio accettabile anche da un punto di vista economico, con delle soluzioni però anche di alloggio e di vitto accettabili, insomma. Quindi non volete svelare... Ci piacerebbe, per dare un'area, ci Sono cadute le chiavi della macchina, mi Cadute pare. le chiavi. Non è successo nulla. Allora, ci piacerebbe tornare in Africa, perché siamo stati solo una volta in Africa ed è stato il nostro secondo viaggio importante, diciamo, ed eravamo molto giovani, quindi ci piacerebbe tornare adesso che siamo un po' più maturi dal punto di vista dei viaggi. E spero maturi anche, maturi, però vabbè. Sono dettagli. Però ci piacerebbe davvero Dove tornare siete stati in Africa? in Kenya. Ah, in Kenya. Adesso vorreste andare in quale altra area? Più sulla parte bassa dell'Africa. Quindi... E invece parlando di dove andare in Veneto, no? Che adesso vi state scatenando, perché poi voi fine settimana andate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Andate in Assolutamente. bicicletta o andate a piedi? Per ora è a piedi, dopo quando Fa arriverà freddo. il bel tempo ritorneremo a biciclare. Sì, perché insomma in giro per il siete Veneto. anche i cicloturisti veneti per eccellenza. Assolutamente. Tra l'altro, dove andare in Veneto, però voi siete anche del gruppo dei Venetor Creators. Ci volete spiegare di che cosa si tratta? I testimonial, tanti ragazzi, tanti, non solo ragazzi, tanti content creators che sono stati sguinzagliati dalla regione per raccontare in modo giovane, in modo contemporaneo, in modo fresco, in modo rapido il nostro territorio. Assolutamente, adesso siamo alla seconda edizione e dopo la prima che ha avuto molto successo, e a differenza della prima edizione quest'anno invece sono state divise in categorie sostanzialmente di appartenenza. Noi siamo nella parte natura e territorio e quindi ci occupiamo di raccontare proprio i luoghi naturali del territorio e cerchiamo di farlo sempre con la nostra originalità e con la nostra spontaneità. Siamo molto felici di essere stati scelti per questo progetto, perché in primis è bello che la regione abbia proprio un'attenzione verso questa, diciamo, novità, perché comunque il mondo dei content creators non è una cosa che abbia una storia lunghissima, quindi molte persone anche sono un po' magari dubbiose sull'impatto positivo che possa avere questo tipo di attività. Invece fortunatamente la nostra regione e il presidente hanno avuto, diciamo, questa intuizione e confidiamo che sia un progetto che poi porteranno avanti anche a lungo. Qual è
connotazione principale da raccontare un luogo come content creators rispetto, che ne so, a un giornalista piuttosto che a uno che scrive una sceneggiatura, un documentario? Secondo me è la bravura, se vogliamo chiamarla così, di riassumere un luogo o qualcosa in pochi secondi, perché alla fine un contenuto che va in un social network non può durare più di un minuto, molte volte solo Anche 30 meno. secondi. E quindi in 30 secondi tu devi dare un'immagine su quel luogo e devi fare in modo che le persone rimangano nel video e lo guardino fino alla fine perché gli interessa quello che stai facendo. Poi se vuole più informazioni lo trova nella caption, ti può scrivere per messaggio, quindi però la diversità rispetto ai mezzi tradizionali è proprio l'immediatezza, perché qui deve essere immediato e deve arrivare subito allo spettatore. E quindi è anche un linguaggio molto dinamico, ci vuole un linguaggio molto specifico? Sì, e anche ci vuole secondo me molta ideazione per l'inizio del video, perché l'inizio del video è molto importante. L'incipit famoso. Sì, perché c'è niente di nuovo, è sempre quello, devi colpire e catturare subito l'attenzione. Sì, perché la soglia d'attenzione comunque è molto bassa. Pensiamo a quando siamo lì al telefono, magari ci stiamo annoiando perché stiamo aspettando qualcosa, tiriamo fuori il telefono, apriamo un social e iniziamo a fare così. Sì, perché c'è un'offerta infinita, no? E quindi esatto. Uno se non è attirato va presto Esatto, e quindi cambia. se vedo un'immagine iniziale che mi attira mi fermo e guardo anche il resto del video o guardo meglio la foto, quello che è, altrimenti vado avanti. Voi prima avete sottolineato che avete un lavoro, perché spesso si fa anche molta confusione, si pensa che uno possa vivere avendo le pagine, descrivendo i luoghi. Nel futuro potrebbe diventare un'attività, come vedete questa evoluzione, oppure c'è talmente tanta offerta adesso che anche in questo ambito si fa fatica? Come può, sarà un fenomeno che poi si esaurisce? Che tipo di evoluzione vedete, anche in prospettiva del vostro stesso futuro? Allora, secondo me non sarà una cosa che andrà a morire, perché comunque anche le aziende si stanno un po' adoperando a usufruire di content creators o influencer per Anche diciamo... se costano meno degli spot, no? Esatto, per i loro piani ci sono tante marketing. idee originali senza arrivare ai nomi famosi, giusto? Sì, infatti, quindi secondo me è una cosa che continuerà, però chiaramente molte più persone si buttano, diciamo, in questo mondo e quindi l'offerta inizia a diventare davvero ampissima. E quello che accade, almeno in Italia, è che è molto più difficile venire pagati per il lavoro che si fa come content creators quando c'è una marea di persone che magari te lo fanno gratis perché hanno appena iniziato a fare il lavoro, quindi stanno facendo ma sì, faccio la gavetta, lavoro gratis, e così da questo punto di vista è più difficile farlo diventare un lavoro. Però ovviamente chi ha delle pagine magari molto più grosse e seguite delle nostre sicuramente riesce a vivere di questo, unendolo però ad altre attività. Infatti di solito o uniscono all'attività di viaggi di gruppo, e allora lì quando dei content creators seguono dei viaggi di gruppo vengono retribuiti, oppure fanno anche i social media manager, quindi comunque un lavoro molto simile se vogliamo a quello che fanno per la loro pagina, però lo seguono anche per altre aziende. E allora si bisogna riesce. essere preparati, bisogna farlo anche professionalmente. Bisogna assolutamente farlo professionalmente perché altrimenti non ti puoi distinguere rispetto alla moltitudine, come diceva Alessia, di offerta che c'è, ma alla fine è come quando si cerca un lavoro o in qualsiasi tipologia di attività, se ho un negozio devo essere meglio degli altri o devo cercare di esserlo per andare meglio. Insomma, ci vuole marketing anche in questo. Alla fine tutta la vita è fatta di marketing. Secondo me l'aspetto del marketing è più di Daniele. Assolutamente, lo faccio di lavoro, quindi. Bene, non abbiamo più tempo, io vi ringrazio per questa vostra testimonianza e che dire, ci vediamo prestissimo, magari con Biciclando 2, lanciamo anche un messaggio. Speriamo. Bene, io ringrazio Alessia Scarilli e Daniele Passarotti, content creators da Leon Travel e Dove Andare in Veneto, le loro pagine nei social. Grazie a voi per essere rimasti con noi anche questa mattina, ci rivediamo domani, arrivederci.